onda È tutto un magna magna. Cucina all'italiana con Sammy Varin. Ma dove vai? Ma dove vai? Lo sai che alla fine è tutto un magna magna, parole sante, vero? Un saluto da Sammy Varin. No, non andiamo da nessuna parte se non vediamo qualche buona idea, qualche buon appuntamento da non scordare, anzi da frequentare per il lungo weekend che stiamo per vivere. Chiaramente siete benvenuti anche voi e se ci fate sapere di qualche festa, di qualche sagra della vostra città, del vostro paese, quelle poco conosciute, quelle frequentate solo da chi conosce, inviate pure un WhatsApp al 340 6709 659. Siamo qui per parlare di territorio e partiamo subito. Per chi vive a Milano o in provincia di Monza Brianza, in provincia di Pavia, nell'Interland di Milano soprattutto, chiaro, si avvicina il ponte del 2 giugno, dici che cavolo faccio? Dove vado? Andare lontano? No, mi butto nel traffico, code pazzesche, eccetera. C'ho un posto carino, una specie di agriturismo, anzi è una farm. Elena e Elvir ci sono venuti a trovare qualche tempo fa, hanno inaugurato da pochissimo questa farm alle porte di Milano, lungo l'autostrada Milano-Genova, ma appena usciti da Milano. Si chiama Elena's Farm e vi mando 30 secondi di video per quelli che ci stanno guardando in radiovisione, così vi fate un'idea. Francesco, sul cursore trasmettiamo questo video, sbirciate un po' cosa trovate qua. Fascino senza tempo, questa Elena's Farm che si trova alle porte di Milano, una vecchia fattoria rimodernata, rimessa a nuovo, dove ci sono tanti animali, ma soprattutto, ragazzi, si mangiano squisitezze inenarrabili. Perché sono qui a ricordare questo locale alle porte di Milano? Perché proprio questa domenica c'è una mega grigliata, mi ha segnalato Elvir. Piatto di carne mista grigliata, birretta fresca, dolce, caffè, soltanto 25 euro. E questa è una bella idea, non vorrei dire, non vorrei dare, per i motociclisti o per i ciclisti che proprio utilizzano queste bellissime stradine per andare verso Pavia per fare una scorazzata in giro. L'idea io ve la do. Si trova a Trovo. Non è un gioco di parole, in provincia di Pavia, ma a 10 chilometri da Milano, ragazzi, lungo l'autostrada, esci e trovi Trovo. Questa Elena Farm si mangia bene, sono ascoltatori di Radio Libertà, cosa volete di più? Se questa domenica volete andare a questa mega grigliata, è meglio che cerchiate Elena's Farm su internet, a Trovo in provincia di Pavia, gli scrivete, ritelefonate, dite «Uè, ho sentito Sammy Varin in tutto un magna magna». È vero che mi fate questo prezzaccio? È tutto vero, signori. Appuntamenti da non scordare. Qui siamo invece all'Ari, un po' fuori mano, ma anche qui ne vale sicuramente la pena per farsi un weekendino. L'Ari è in provincia di Pisa, la sagra della ciliegia, ma quella di Lari. È la ciliegia di Lari e IGP.
30-31 maggio dalle 9 alla mezzanotte, 1 giugno dalle 14 alle 24, 2 giugno dalle 9 alla mezzanotte, sabato 6, domenica 7 giugno dalle 9 alla mezzanotte, spettacoli, mostre, musica, esibizioni, mercatino, show cooking e gli stand gastronomici. Chiaramente è protagonista la ciliegia. Se volete maggiori informazioni, le notizie che vi dico le trovate tutte facilmente sui social. Sagra della ciliegia di Lari IGP. Siamo in provincia di Pisa questo weekend, ma anche nei giorni successivi. Le notti della zizzona. Uno dice, ma che cos'è sta zizzona? Dai, sono squisitezze, le mozzarelle di bufala. Siamo a Battipaglia in provincia di Salerno. Le notti della zizzona vi aspettano dalle 11:30 del mattino fino a mezzanotte, venerdì 29 e sabato 30 maggio. E anche qui, ragazzi, so che magari mi ascoltate da tutt'altra parte, ma se meditate di fare un weekend lungo o di andare fuori dalle scatole per un po' di ore, non è male. Altro appuntamento in provincia di Frosinone, Campoli Appennino, l'area faunistica dell'Orso vi aspetta sabato 30 maggio, domenica 31 maggio, lunedì 1 giugno, martedì 2 giugno. Domenica 31 maggio visita guidata alla Torre Medioevale, un weekend perfetto tra natura, storia e tradizioni nel cuore della Ciociaria, area faunistica dell'Orso a Campoli Appennino in provincia di Frosinone. Poi se c'è questo tempo fantastico, ragazzi. Ancora siamo a Tora e Piccilli in provincia di Caserta, Campania, domenica 31 maggio, martedì 2 giugno a partire dalle 10, tra natura, storia e arte, il vulcano di Roccamonfina, le ciampate del diavolo, Parco regionale area vulcanica di Roccamonfina, Foce Garigliano, 45 minuti di auto da Napoli. È un piccolo borgo di origini normanne adagiato sulle pendici del complesso vulcanico di Roccamonfina, 630.000 anni fa. Offre un paesaggio naturale ricco di castagni e querce e importanti siti storici. Andremo alla scoperta di un sito davvero unico e di eccezionale valore paleontologico, sia per il suo ottimo stato di conservazione, sia per la possibilità di datare e conoscere i vari livelli di roccia, le attività degli uomini, degli animali estinti che hanno abitato questi luoghi durante la preistoria. Numerose le cosiddette ciampate del diavolo, le più antiche impronte umane di fossili di italiani, risalenti a oltre 350.000 anni fa. Domenica 31 maggio, martedì 2 giugno, Tora e Piccilli in provincia di Caserta. La sagra del tartufo. Vabbè, qui siamo in provincia di Rieti, a Pietraforte. Segnate sul calendario, non c'è fretta, ma domenica 28 giugno, menù con o senza tartufo. Vado alla sagra del tartufo e voglio il tartufo, bruschetta, tonnarelli, straccetti, patate al forno, i dolci offerti dal paese, Regione Lazio, Pietraforte, Rieti, sagra del tartufo, domenica 28 giugno, ore 12:30. Ditemi se non è una buona scusa per alzare il culo dal divano, Caprarola, provincia di Viterbo, siamo di nuovo nel Lazio. Trekking gratuito con degustazione nella faggeta abissale del Monte Venere, provincia di Viterbo. Voglio degustare gratuitamente nella faggeta, è gratis, no, non c'è scritto. Allora, domenica 31 maggio vi portiamo nella faggeta depressa, peccato un po' depressa, del Monte Venere, uno degli ambienti naturali più sorprendenti della Tuscia. Un'escursione tra faggi secolari alti fino a 30 metri in un ecosistema unico dove questa specie cresce a quote insolitamente basse. Raggiungeremo la cima del Monte Venere, la suggestiva Grotta del Diavolo, unica grotta vulcanica del Lazio. Un'esperienza tra natura,
geologia, biodiversità. Al termine è prevista una degustazione di prodotti tipici locali. Way! 6 chilometri di passeggiata, niente di pazzesco, chiaramente, insomma, se siete un po' giovani o avete la gioventù addosso, questa domenica 31 maggio, la Faggeta Depressa del Monte Venere per Territorio in Movimento. Siamo a Caprarola, in provincia di Viterbo. Caprarola, e poi c'è la Scarola. Qui siamo invece in provincia di Avellino, la 27ª sagra della Scarola, 26 maggio. C'era ieri, scusa, non ce ne sono più. Oh, porco d'un cane, sono arrivato tardi. Mi hanno buttato fuori dalla sagra della Scarola, ma non c'è anche oggi. Niente, mi spiace, pazienza, sono arrivato tardi. Lucino di Rodano, non avete voglia di alzare il culo dal divano? Non potete portarvelo dietro, ma questo è proprio attaccato a casa. Lucino di Rodano, alle porte di Milano, la sagra d'estate, 29, 30, 31 maggio, e poi ancora 1, 2, 5, 6, 7 giugno, tutti i giorni alle 19 l'apertura del ristorante e alle 21 la serata danzante con orchestra, con ruota, premi e crepes. Specialità: brasato d'asino e polenta, tagliatelle al ragù di cinghiale. La festa d'estate a Lucino di Rodano, dal 29 maggio al 7 giugno, a 2 passi da casa, senza fare tanta fatica. Ricordate la polenta solidale? Mi piace l'idea, fare solidarietà con la polenta ci può stare. A Roaschia, in provincia di Cuneo, Piemonte, domenica 14 di giugno, musica dal vivo con i Due Pais, si canta in lingua. Polenta, compagnia e una giornata da vivere insieme, con il ricavato che sarà devoluto alla casa di riposo Istituto Imberti Grandis di Valdieri, in provincia di Cuneo. Bella idea. Polenta solidale a Roaschia, in provincia di Cuneo, domenica 14 di giugno. Polenta con crema di formaggi, gulp, polenta con spezzatino, dolce, acqua e pane inclusi, 15 euro. Pranzo accompagnato da musica tradizionale dal vivo. Cosa volete di più? Domenica 14 giugno, Roaschia, Cuneo, pranzo. Prenotazioni entro il 10 di giugno, trovate tutto quanto su internet, prenotate e mangiate facendo una bella azione. Oh, dove siamo? A Cingoli, provincia di Macerata, Villa Torre di Cingoli, la sagra dell'oca arrosto. Allora, a noi spiace molto per l'oca, ma anche agnello e rosticciana, veramente spiace tantissimo. Però 30, 31 maggio, 1 e 2 giugno, Villa Torre di Cingoli, Macerata, sagra dell'oca arrosto, agnello e rosticciana, serate danzanti che si svolgeranno presso il parcheggio cittadino con grande pista da ballo, apertura stand gastronomici dalle 18:30 presso il cortile parrocchiale, domenica 31 maggio e martedì 2 giugno anche a pranzo alle ore 13. Villa Torre di Cingoli, Macerata, sagra dell'oca arrosto e rosticciana. Rimango a bocca aperta in tutti i sensi. Andiamo a Verona, sagra di San Zeno, San Zenone di Minerve, in provincia di Verona, lunedì 25 maggio, una serata danzante con l'orchestra d'Animos Band, ma soprattutto lo stand gastronomico, la pista da ballo, la pesca di beneficenza, l'ingresso libero. Se siete in zona, sagra di San Zeno a San Zenone di Minerve, in provincia di Verona. Sto per andarmene, prima c'è la sagra del pesce a Solaro, a 2 passi da Milano, a Villaggio Brollo, la Saronno Monza, 29, 30, 31 maggio, 1 e 2 giugno, e si mangia, si cena, possibilità di prenotazione ai tavoli. Ragazzi, se siete in zona, la sagra del pesce, oh cacchio, c'è anche il menù, fritto misto e polenta,
calamari e polenta, gamberetti e polenta, grigliata di carne e polenta, costine e polenta, costata ai ferri e patatine fritte, panino con la salamella e patatine fritte, hamburger con patatine fritte, pomodori, fagioli, cipolle, rutto libero, manca. Direi che ci andiamo. Sagra del Pesce, Solaro, Milano, Villaggio Brollo sulla Saronno Monza, 29, 30, 31 maggio, 1 e 2 giugno. Buon pesce a tutti da Sammy Varin e da Francesco, che siamo in dieta. Alla prossima. Avete ascoltato È tutto un magna magna,